Va ora in onda Potere al Popolo. Si ritorna in diretta da studio Potere al Popolo, 3 minuti dopo le 11, ancora il buongiorno da Sammy Varin. A quest'ora, come ogni giorno, c'è il Qui Parlamento. Qui Parlamento. Grazie per essere con noi alla senatrice della Lega Tilde Minasi. Buongiorno. Buongiorno a lei e ai suoi ascoltatori. Grazie per essere con noi e parliamo di una cosa poco conosciuta che però si rivelava un problemino mica da ridere. Ieri Tilde hai annunciato il voto favorevole della Lega al DDL che riguarda, sentite ascoltatori, il destino dei veicoli sottoposti a fermo amministrativo. Spiegaci che siamo curiosi, Tilde. Sì, in effetti, come detto, è un provvedimento che supera un ostacolo normativo alla demolizione dei veicoli fuori uso con fermo amministrativo. Un problema che è sempre rilevante, ma di fatto in realtà molto diffuso e da tempo irrisolto. Infatti, per anni abbiamo assistito a un paradosso, cioè milioni di veicoli fuori uso privi ovviamente di qualsiasi valore economico e non più idonei alla circolazione, sono rimasti abbandonati sui territori appunto perché gravati da un fermo amministrativo che impediva di poter effettuare la cancellazione dai pubblici registri e quindi la conseguente demolizione. Con questo disegno di legge invece si colma finalmente questa lacuna introducendo una disciplina più razionale e coerente che appunto consente la cancellazione dal PRA in modo da poter rottamare e smaltire questi veicoli fermi naturalmente sulla base di criteri ben precisi, e chiaramente è un intervento che va nella direzione della semplificazione e della sburocratizzazione. Sono obiettivi che noi come Lega perseguiamo con convinzione perché sappiamo bene quanto la burocrazia è inutile, complica la vita dei cittadini e rallenta l'azione dello Stato. Ovviamente semplificare non vuol dire abbassare il livello di tutela, ma le procedure più snelle garantiscono sempre il rispetto delle norme, la tracciabilità degli atti, tanto è vero che vengono inasprite alcune sanzioni perché per chi viola le norme sulla gestione dei veicoli fuori uso e dei relativi rifiuti, in modo da scoraggiare dei comportamenti illegittimi nella gestione appunto di queste procedure. Ovviamente produce degli effetti evidenti per i cittadini dal punto di vista ambientale, perché il corretto smaltimento di questi veicoli consente di eliminare queste carcasse che erano esposte alle intemperie e potevano anche rilasciare sostanze inquinanti, oltre che compromettevano ovviamente il decoro urbano. Quindi anche vi è poi un problema centrale che per noi come Lega è sempre una priorità, che è quello della sicurezza, perché i veicoli abbandonati o fuori uso possono anche costituire un pericolo per la circolazione, per i pedoni, e quindi anche poter essere usati per atti illeciti. Quindi intervenire per rimuoverli significa anche prevenire delle situazioni di rischio e contribuire comunque a rendere le nostre città più ordinate, più sicure e più vivibili. Quindi credo che questo disegno di legge si inserisce pienamente nel lavoro che il governo e la maggioranza stanno portando avanti per appunto migliorare la qualità della vita dei cittadini attraverso riforme che siano concrete, pragmatiche e orientate ai risultati. Noi abbiamo sostenuto con convinzione questo provvedimento perché appunto rispecchia quello che è anche il nostro modo di intendere l'azione politica, cioè partire dai problemi reali, ascoltare i territori e intervenire con soluzioni semplici però che siano efficaci e diano risultati. Quindi questo è un impegno che noi come Lega portiamo avanti ogni giorno in Parlamento, al governo, e il nostro obiettivo è sempre quello di facilitare la vita dei cittadini, rafforzare la sicurezza sui territori e rendere lo Stato più efficiente.
Ma davvero, ma poi, sai, sembra di scoprire l'acqua calda, ma era una domanda che tutti noi ci eravamo fatti negli anni, quando si ha la sfortuna, chiamiamola sfiga, che per qualche motivo non hai più la tua automobile perché ti viene confiscata, per le motivazioni più varie, se non riesci più a riscattarla, passa un anno, ne passano 10, ne passano 100, e quell'automobile era ancora lì praticamente, non veniva demolita, nessuno poteva toccarla. Chiaramente dopo 100 anni, anche un po' prima, si decide di rottamare il veicolo che sfortunatamente non è più di tua proprietà. Questo detto in poche parole. Tilde, Infatti. grazie davvero. Grazie a voi, alla buon prossima. proseguimento. Ciao, a risentirci. Qui Parlamento. Guarda che roba buona, non scherzare, roba buona, Questo è Beatmax, il noto producer Maurizio Pavesi. Dimmi che non lo conosci, che cavolo. Si fa chiamare Beatmax. Il pezzo si intitola Dicembre, fa niente se è gennaio, ma ragazzi è approdato nella casa discografica Italia Way Music e questo singolo può essere suonato sia in radio che ballato nelle discoteche, al ritmo giusto. Anche ballato da noi grandicelli, un po' di sciatica, però ti muovi lentamente, ma ti muovi. Beatmax, Dicembre, lo trovate su tutti gli store digitali, lo trovate anche su YouTube, ma adesso andiamo a trovare uno che a Roma e nel Lazio è un big, è vulcanico, c'ha sempre idee incredibili, lui canta, fa l'attore, presenta appuntamenti culturali, ma non soltanto, passa da un estremo all'altro, è un po' matto come me, peccato che abitiamo lontano, se no saremmo una bella coppia. Claudio, David, ciao!
Buongiorno grande Semi e buongiorno a tutti coloro che ci stanno ascoltando. Ma che annuncio che hai fatto, sei meraviglioso, io direi dalle Alpi alle Ande, Semi Varin, sei un grande. Ci sta, sono d'accordissimo, ma soprattutto il vulcanico Claudio David ci presenta uno degli appuntamenti culturali più attesi. Questa volta è cultura, ma è anche comunicazione, signore e signori. È in arrivo il premio Parola d'Oro, venerdì 30 gennaio nella Sala Tirreno della Regione Lazio. Che cosa succede? Che cos'è il premio Parola d'Oro giunto alla seconda edizione, se non erro? Sì, assolutamente sì. La prima l'abbiamo fatta in Campidoglio, la seconda la faremo nel terreno del Palazzo della Regione Lazio, patrocinato dalla Regione Lazio, dal grande Francesco Rocca, presidente. E questo evento nasce con la voglia di premiare coloro che, come te, hanno un modo di comunicare costruttivo, inclusivo ed empatico, quindi è un modo per cercare di andare ad abbattere quella barriera che è il parlare in maniera negativa, il affostare l'altro, e quindi ci sarà questa premiazione, e ti posso dire che tra i premiati avremo Monsignor Marco Fisina, che è colui che organizza il concerto in Vaticano a Natale, che quest'anno l'ha fatto insieme a Michael Bublé. Avremo Luca Alcini di Ballando con le Stelle, Carol Smith, la coreografa di Ballando con le Stelle, l'onorevole Fabrizio Santuari, che presumo tu conosci molto bene. Certo. Poi avremo anche altri ospiti, cioè verrà Carolina Benvenga dalle tue parti, che parte dalle tue parti, poi ci sarà anche Federica Bertoni, conduttrice di Sport Italia, insomma ci sarà un bel po' di gente, anche Peter Fuochi, ognuno porterà avanti la sua missione. Ad esempio Nicole Moscariello, la moglie di Andrea Roncato, che ci sarà anche lei, parlerà a favore del fatto che gli animali, i cani, non devono essere più usati come cavie. Ad esempio la bellissima Federica Bertoni ci comunicherà che è importante difendere gli animali in qualche modo, e comunque ricordandoci che anche loro hanno un'anima, hanno una sensibilità. Ognuno poi si spazia dalla cultura alla cucina, all'enogastronomia, e insomma ci stiamo preparando alla grande. Io ti ringrazio davvero tanto di cuore di questa intervista, perché per me è molto preziosa, come ogni intervista che tu fai fare ai tuoi ospiti, perché per noi è un modo di poterci in qualche modo far conoscere meglio, soprattutto far conoscere meglio i nostri, quello che noi facciamo. Io ti ringrazio di cuore, perché tu sei una persona straordinaria, Sammy. Sei sempre gentile, Claudio, ma il bello proprio è fare e far conoscere, come dicevi tu, le buone idee che circolano anche nel campo dell'informazione. Hai detto bene, quindi cerchiamo di comunicare con positività e costruttività, e questa comunicazione è sempre più difficile da trovare, perché troppo spesso è una comunicazione distruttiva, dove si cerca di prevalere sull'altro, si cerca di far vedere che tu sei più bravo, che tu la pensi nel modo giusto, l'altro nel modo sbagliato. Invece è giusto mettere sul tavolo le idee e poi dare modo alla gente di far girare quei pochi neuroni che ci sono rimasti e di capire dove sta la verità. Per cui, signori, se siete su Roma, l'appuntamento è bello, venerdì 30 gennaio, ore 16, Sala Tirreno della Regione Lazio. C'è da inviare una mail al premio Parola d'Oro @gmail.com per avere l'accredito, ma il tutto è assolutamente gratuito. E complimenti davvero a Claudio David e a quelli che saranno gli ospiti che tu presenterai, perché quando c'è della buona comunicazione abbiamo ancora speranza per questo futuro radiofonico, televisivo e in generale di una certa cultura buona. Grazie Claudio.
E guarda, grande Sammy, ti posso anche dire una cosa, che per la terza edizione mi farebbe davvero tanto piacere che tu possa essere il nostro premiato. Grazie, lo sai che siamo lontani, però non è detto, vediamo se me lo meriterò, magari per la prossima edizione, ma me lo devo meritare, promettimi di ascoltarmi e poi mi farai sapere. Grazie comunque, grazie davvero, sei grandissimo, a presto. Grande Sammy, continuate ad ascoltarlo, è un mito, ciao a tutti. Ciao. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Stavo pensando qual è stato l'ultimo premio che ho vinto, davvero, tu dici ne ha vinti così tanti? No, non ho mai vinto niente. No, noi siamo microfono d'oro, Radio Libertà siamo già al secondo microfono d'oro, non sappiamo più dove metterli, però non l'ho mica vinto io personalmente. Certo, un premio per la migliore rassegna stampa ci starebbe bene. No, niente premi per Sammy Varin, il premio più bello me lo date voi ascoltatori e facendo vedere che ci siete, facendo sentire che ci siete attraverso i vostri messaggi WhatsApp al 340 67 09 659. Senti, mi inquadri un attimo, solo per un attimo, il mio computer, non lo tengo fermo ma muovo per far vedere quanti WhatsApp che sono arrivati. Guardate quelli verdi, sono quelli che non ho ancora letto, cioè guardate quanti sono, ma da pazzi. Posso soltanto ringraziarvi perché ci volete bene, ma soprattutto avete capito che la nostra informazione è diversa dalle altre, qui ancora si può parlare. Intanto il sito del Corriere, Trump, guasto all'Air Force One, poi riparte per Davos, Rutte che dice il problema è l'Ucraina, non la Groenlandia. Uè! La frattura, Trump sta facendo saltare in aria l'alleanza USA e Europa. Lagarde a Davos, i dazi li pagheranno gli americani. Questa è l'apertura del sito internet del Corriere, che uno dice ragazzi non sappiamo più che cosa pensare. L'unica buona notizia c'era da Repubblica in apertura con la quinta rottamazione delle cartelle al via. Oggi si aprono le domande online, le regole, e poi anche qui 3 ore di ritardo per un guasto all'Air Force One. La von der Leyen, l'Unione Europea acceleri per l'indipendenza. Ma cosa succederà quest'oggi invece nel Parlamento, in Europarlamento? Se state all'ascolto alle 11:45 ci colleghiamo con il capodelegazione della Lega al Parlamento Europeo, Paolo Borchia, perché sul Mercosur, ma anche sulla von der Leyen, che risata sorniona il Sammy Varinona, potrebbero esserci delle novità nelle prossime ore, e visto che abbiamo proprio in diretta dal Parlamento un nostro parlamentare rappresentante della Lega, come minimo potrete sapere le cose in anticipo rispetto agli altri. Vedi, ascoltare la mia radio? Vai che leggo un po' di messaggi, sono qui, mi aspettate fuori, altro che. Gian da Brescia: serve dare nome, cognome e indirizzo di casa dei giudici e magistrati di queste sentenze abnormi ai delinquenti e dire loro che hanno la cassaforte piena di soldi e gioielli, così vanno i rom a rapinarli. Che poi continuiamo a dire rom, ma non sono rom, sono sinti quelli che hanno rapinato il tizio Lonato e Pozzolo. Scusa, è roba diversa, e i sinti sono brave persone, sono non tutti, sicuramente ci sono anche i camminanti. Sto leggendo i vostri WhatsApp. Se mi avete acceso solo in questo momento e avete qualcosa da dire su qualunque argomento, se mi inviate un messaggio WhatsApp al 340 67 09 659 mi appare qua in computer e io ve lo leggo subito. Non sono migranti irregolari, sono clandestini, e queste sono le parole sante che ben conosciamo anche dalla canzone La Padania di Sammy Varin. I vecchi ascoltatori l'hanno sentita tantissimo su queste frequenze, roba di
10 anni fa, è possibile? Si trova ancora su YouTube e le visualizzazioni non sono niente male, c'è anche un bel video, cercate La Padania Sammy Varin. Speriamo che Mattarella non chieda consiglio al famoso consigliere sul decreto sicurezza, altrimenti siamo a posto, scrive Pietro. Pietro, sto toccando l'argenteria. Caro Sammy, anche a Gallarate siamo pieni di maranza e sono sempre di più e prepotenti. Ormai in stazione si sbracano sulle scale, guai dire di spostarsi, minacciano e la polizia municipale che fa? Graziella, ringrazia il cielo che a Gallarate c'è un sindaco della Lega, il grandissimo Cassani, che sta facendo fuoco e fiamme per tenerli buoni. Non è semplice perché si sono riprodotti. Poi c'è anche un messaggio audio sul cursore, sentiamo che cosa dice, dai. Buongiorno, Buongiorno. ho letto che ha avuto Salvini un incontro con la Giorgia Tajani, Piantedosi, Mantovano e Crosetto per accelerare, per rinforzare, stringere questa legge sulla sicurezza che la Lega sarebbe propensa a fare anche la remigrazione ai minori. E poi non solo, ma un'altra restrizione, quella del metal detector, eccetera, le scuole più a rischio, eccetera. E ha avuto la Lega, Salvini, una frenata, perché in effetti loro sono in maggioranza. Salvini è in minoranza in quella banda lì, comunque perché vogliono intestarsi a loro questo ulteriore pacchetto sicurezza, questo restringimento del pacchetto di sicurezza e non lasciarlo in mano alla Lega. Ma questo veramente è una schifoseria, perché Molteni, che è il vice degli interni, lavora tantissimo su questo aspetto, anche su altro, ecco. E loro vogliono, cioè la Meloni vuole intestarselo a loro. Questo non va bene, non siamo d'accordo. Su questo non si può andare avanti in questo modo. È veramente sleale. Che fare? Grazie. Che fare però è più che all'interno del centrodestra, secondo me si sta guardando un po' più in alto, su quel famoso colle, che c'è qualcun altro con le braccia conserte che sta aspettando che gli arrivi qualcosa da firmare, e quindi cerchiamo di limare bene ogni cosa. Certo che sai, lima di qua, lima di là, e poi un decreto o comunque un disegno di legge che sarebbe potentissimo si annacqua, e questo è un problemino. È vero, è vero. La lettera sembrava il sottofondo della musica Signor Tenente di Giorgio Faletti, scrive Giuseppe da Roma. Grazie Giuseppe, potrebbe darsi che si sia ispirato. Stiamo parlando di Tricarico, la canzone del giorno, potremmo anche metterla così, lettera di un padre, che tra poco vi trasmetto, perché non l'abbiamo ancora fatto il passaggio. Ogni mezz'ora vi ho promesso che io per qualche giorno trasmetto questo pezzo di Tricarico, che è quello famoso, stato a Sanremo, puttana la maestra, so solo quel pezzo, ma ha fatto anche altri pezzi molto discutibili, se volete. Sicuramente non è allineato, ma ha fatto un pezzo di 2 minuti in cui scatta la fotografia di quello che sta accadendo nel nostro paese, e è veramente potente. Penso che non ci sia nessuna radio che lo trasmetta, lo facciamo solo noi, e c'è un motivo. Silvio, risposta all'osservazione che governiamo noi. Frega un cazzo, non sarà certo un governo di sinistra a fare qualcosa per fermare l'immigrazione. Vota Lega, vota Salvini. Sì, lo so Silvio, il problema è lì che se poi veniamo stoppati dal centrodestra o dall'Ermocolle, i sinistrorsi e Forza Italia non parlano più della cazzata dello Ius Soli e dello Ius Scola.
silenzio, cacchiolina adesso. Forse è per quello che ci vogliono stoppare questo decreto. Sara, buongiorno, io sono d'accordo con le strade a 30 all'ora e non solo per la sicurezza stradale. È stato dimostrato infatti che l'aumento della velocità aumenta drasticamente i morti per incidenti stradali. Se non volete la strada a 30 all'ora dovreste pensare di fare più ciclabili e strade pedonali, ma non vedo alcuna iniziativa di questo genere. Ricordo a tutti che una volta scesi dall'auto siete tutti dei pedoni. Cara Sara, ti ringrazio, io non scendo mai dall'auto, sono qui seduto al volante. Scherzo, però sai, ci sono le esagerazioni. Io sono d'accordo, i 30 all'ora in alcune zone pericolose, in altre, in una grande città, rischi veramente di non arrivare più in ufficio. Almeno, chiaramente sto parlando delle strade con una percorrenza che puoi fare a un chilometraggio maggiore, però come dico sempre, la verità sta nel mezzo e voi ascoltatori avete sempre ragione. Possiamo fare tutte le misure che vogliamo, tanto saranno carta straccia per due semplici motivi. Primo, i giudici non le metterebbero in pratica e noi zitti. Secondo, la mummia, cosa c'è? Stasera fanno vedere la mummia, su che canale? Farà di tutto per stravolgerle e noi zitti. Del resto ormai Salvini sa solo abbaiare per cercare visibilità. Ma questo è Gino il pidino. Gino, dimmelo subito che sei tu. Salvini abbaia per cercare visibilità. Dio mio, ragazzi, se non ci fosse Salvini, se non ci fosse la Lega, ragazzi, avremmo tutti la faccia e la panza di Tajani. Io ce l'ho già, ma la faccia di Tajani proprio non la voglio. Però mi metto anch'io a saltare. Chi non salta? Comunista. Buondì Sammy, problema coltelli. Può essere un metodo buono controllare a scuola con il metal detector chi porta armi, ma fuori dalle mura di scuola o di casa chi controlla? Se hai voglia di uccidere o di vendetta lo puoi fare in ogni dove. Purtroppo certe etnie questo costume lo portano nel DNA. Cara Monica, hai proprio ragione, però almeno a scuola secondo me ci deve essere sicurezza. È un luogo che nella nostra fantasia anche è sempre stato un luogo di sicurezza. I nostri bambini, i nostri bimbi a scuola devono stare al sicuro. Prima di tutto al sicuro che non ti crolli addosso il soffitto, e questo purtroppo è già accaduto, ma anche al sicuro dalla violenza, dai soprusi e da altre cose. Mi devo fermare, sì, ma ragazzi, qui i messaggi non finiscono mai e i pennistronzi, questo è un leitmotiv che ho già sentito. I pennistronzi passano ore e ore a spugnettare il cervellino che hanno per dire che il centrodestra non opera per la sicurezza, ma sono solo dei galleggianti da water. Pier, ci hai schifato. C'è qualcuno che sta preparando anche da mangiare, dei galleggianti da water, i pennistronzi, perché ci hanno detto sì che vogliamo mettere soltanto delle regole nuove, delle leggi nuove e non facciamo nient'altro. Sì, De Angelis della ristampa, che ancora un po' va avanti così, poi cambierà editore, chissà mai, ma sono più per Repubblica che siamo preoccupati, perché se va in mano al Greco, che pare che sia di destra, oh mamma mia. Ci fermiamo, c'è la pausa, signori, restate lì. Poi un artista indipendente, ma prima facciamo un giro anche con il nostro tricarico e poi ricordate 11:45 ci colleghiamo con l'Europarlamento. Paolo Borchia ci riferisce cosa succede su Mercosur e von der Leyen. Restate lì. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Cari amici di Radio Libertà, cari ascoltatori, buongiorno. Io sono Gaia Acerbis e devo dirvi la verità, devo dirvi che io quest'oggi sono un po' emozionata perché è il mio primo e vero collegamento. Il mio papà Alberto, che molti di voi sono sicura già conosceranno, mi ha detto: Gaia, mi raccomando, fai una bella offerta ai nostri amici di Radio Libertà. Quindi scusatemi in anticipo se non sarò brava come lui, però ci provo e vi parlo del nostro olio Acerbis. Olio Acerbis è un olio extravergine di oliva 100% italiano da olive italiane, certificate all'origine, estratto a freddo. E pensate che
proprio in questi giorni stiamo imbottigliando come ogni mattina sulle sponde del lago di Garda l'olio nuovo. E la mia offerta per voi questa mattina è proprio questa: olio nuovo al prezzo vecchio. 6 bottiglie da 1 litro, 84 euro con trasporto gratuito in tutta Italia. Ricordo che Olio Acerbis, oltre a far bene alla salute, è un olio che non copre i piatti ma li accompagna e vi fa riscoprire i sapori semplici di una volta. Per ordinare potete chiamare il numero 030 68 40 408 oppure andare sul nostro sito www.olioacerbis.com. Mi raccomando amici, approfittatene finché c'è disponibilità e ricordatevi sempre che l'olio buono è un nutraceutico a metà tra un condimento e un medicinale. Io vi ringrazio, ordinate e dite ho ascoltato Gaia su Radio Libertà, così mi fate fare anche una bella figura a casa e questo non guasta mai. Io vi abbraccio, una buona giornata, viva l'Italia, viva le cose buone. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Non si può più tacere e far finta di nulla. Sono un padre di 2 figli adolescenti e vivo a Milano. Uno studente di 18 anni oggi è stato ucciso e accoltellato da un marocchino di 19 anni con permesso di soggiorno a scuola, in classe. Aveva portato da casa un coltello di oltre 20 centimetri, voleva ammazzare dunque. Hanno tolto i crocefissi dalle classi per non disturbare gli stranieri, ora insegnano l'arabo agli italiani perché gli stranieri non sanno una parola di italiano e così i programmi scolastici non si possono fare. Alle elementari, durante le lezioni di religione, si insegna la religione musulmana agli italiani. Quando si parla di cristianesimo, i bambini musulmani escono dalla classe. La sera a Milano bande di criminali magrebini e africani armati di coltello vanno in giro a seminare il terrore tra i ragazzi, tra i più deboli e vulnerabili. Un ragazzo è stato reso invalido a vita e una donna e donne stuprate. Oggi uno studente di 18 anni è stato ucciso a coltellate in classe, a scuola, da un ragazzo marocchino di 19 anni con permesso di soggiorno. Stiamo importando una marea di criminali senza documenti in questo paese che uccidono, stuprano e violentano. Forse l'Italia ha sbagliato qualcosa, forse l'Italia sta sbagliando qualcosa. Sono un padre di 2 figli adolescenti e non posso tacere. E non rompete il cazzo col razzismo, stiamo tornando al Medioevo qui e bisogna comportarsi di conseguenza ora. Sento la pioggia che cade, ma con il cielo sereno, non mi ricordo di te, io non c'ero. Mischio lacrime e mare per sentirti vicino e poi scapperò solo, davvero. Scusa ma non posso più aspettare e dirti che stai qui, il silenzio domina quando il cuore litiga, guardo gli occhi tuoi, tu sei tu, confusa tra gli angeli, una stella timida, scappo e cerco te, soltanto l'eco dei passi può curare il veleno. Non mi ricordo di te, io non c'ero. Mischio sogni e ricordi con lo sguardo nel vuoto e poi scapperò solo, davvero. Scusa ma non posso più aspettare e dirti che stai qui, il silenzio domina quando il cuore litiga, guardo gli occhi tuoi, tu sei tu, confusa tra gli angeli, una stella timida, scappo e cerco te. Sento il bisogno adesso di cambiare piani, stringo le dita con le mani nelle mani, ascolta l'anima perché non mi spiego. Dietro quel vetro che non smette più di piangere, ho chiesto scusa pure se ho fatto da martire, e resto fermo quando non ti vedo più.
Stai qui, il silenzio domina, quando il cuore litiga, guardo gli occhi tuoi. Stai qui, il silenzio domina, quando il cuore litiga, guardo gli occhi tuoi. Sei tu, confusa tra gli angeli, una stella divina, scappo e cerco te. Si chiamano Stereo 8 Band, questa confusa tra gli angeli, ragazzi, molto originale. Qui siamo tra Lagonegro e Montesano sulla Marcellana, Basilicata e Campania, un sodalizio lucano-campano con emozione, identità e memoria. E con noi abbiamo il, come si dice, frontman degli Stereo 8 Band, Antonello! Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. Ciao Antonello, grazie. Lo sai che è sempre un piacere sentirti e sentirvi, e anche perché siete amatissimi, cioè ho sbirciato un po' nella rassegna stampa, vi stanno pompando un fracco di radio, televisioni delle vostre zone, cioè dal punto di vista territoriale è quello che piace a me, cioè questi sono artisti, voi siete artisti magari sconosciuti a livello nazionale, non proprio perché voi vi siete fatti notare anche da alcuni big italiani, ma nel vostro territorio siete, ma ancora di più di big, siete degli eroi perché fate musica, attirate un fracco di gente ai vostri concerti, trasportate, veicolate dei buoni messaggi. Insomma, Antonello, questo per dirvi, sono contento che le cose vadano bene, con questa confusa Grazie. tra gli angeli. Grazie mille, grazie mille. È vero quello che dici, nel senso a me fa piacere, queste sono parole bellissime che ci riempiono il cuore di gioia, ma in realtà ci piace un po' ragionare alla vecchia. Tu hai fatto un passaggio fondamentale, veicolare le persone durante i nostri concerti. Effettivamente sì, questo accade ed è un'emozione che non ha prezzo. Poi vabbè, ovviamente le TV locali, le radio locali che trasmettono i nostri brani è un altro grande traguardo per noi. Va veramente alla grande, non ci possiamo lamentare, ecco. E vuol dire che avete fatto squadra anche proprio con il territorio, cioè fate parte del territorio. Il territorio vi riconosce e effettivamente voi rappresentate il territorio. E allora in questo pezzo particolarissimo che suona bene, in radio è veramente un piacere ascoltarlo, che si intitola Confusa tra gli angeli. Chi è confusa e chi sono gli angeli? Guarda, allora in realtà la confusione riguarda un po' tutti, non è una persona singola. La confusione che noi ci riferiamo alla confusione, quel momento di smarrimento che ognuno di noi vive, anche nella quotidianità, in un momento particolare della vita. Gli angeli sono le persone a noi vicine, che può essere un familiare, può essere un amico, può essere la persona che si ama, può essere magari una passione, ecco. Però sono fondamentali gli angeli, perché in quel momento di confusione dove tutto sembra andare male, in realtà l'angelo deve farti un attimo aprire gli occhi, farti insomma riflettere e capire che poi in realtà non sta andando tutto male, perché forse la pressione mediatica che viviamo, io delle volte capita di sentire persone che dicono mi sono alzato già stanco, sono già stressato, magari senza aver fatto nulla, ecco, c'è un po' di pressione mediatica, di stress, anche perché la qualità della vita sta cambiando, ecco, e ci si sente persi. Ecco, gli angeli devono essere quelle persone che ti fanno andare avanti con serenità, con positività, ecco, insomma, con voglia di fare sempre meglio, ecco, e che quindi ti fanno uscire da questa confusione. Guarda che questa è una cosa bellissima, non ce ne accorgiamo, ma ce l'abbiamo vicino sicuramente un angelo. Un tempo si diceva l'angioletto, l'angelo custode che ti sta sulla destra, sulla spalla destra, e sulla sinistra invece c'è il diavoletto che ti dice fai questa cosa, invece l'angioletto dice non farlo. Ma adesso che siamo più grandi guardiamoci intorno e sicuramente tra le persone che frequentiamo c'è qualcuno che rappresenta l'angelo o che magari
è davvero un angelo. Sto fantasticando, però ci sono quelle situazioni in cui hai bisogno di positività e quella persona incarna la positività nonostante tutto. Quindi la vostra è una canzone di grandissima speranza in un momento del genere. Non dobbiamo smettere di cercare l'angelo che sicuramente c'è intorno a noi e magari non lo stiamo cagando, non lo stiamo ascoltando perché c'è anche un po' la faccia da scemo e non è simpaticissimo, ma in realtà quello può essere la chiave per farci superare tanti problemi o per darci semplicemente un po' di positività e un sorriso per arrivare fino a sera. Antonello, non posso aggiungere altro perché la tua canzone ci ha reso più chiara questa funesta giornata. Sai che io faccio la rassegna stampa, quindi passo ore a leggere i giornali del giorno, ti puoi immaginare di che umore sia, no? Quindi ho bisogno anch'io di un angelo e tu in questo momento sei stato il mio angelo con la canzone degli Stereo 8 Band, Confusa tra gli angeli, e c'è anche un bel video che potete cercare su YouTube. È vero Antonello? Sì, assolutamente. Cioè, il brano, allora, innanzitutto è disponibile su tutte le piattaforme digitali, Spotify, iTunes, e poi c'è un video fantastico diretto da Luca Tartaglia, che insomma è un regista di fama nazionale, che ha fatto, secondo me, non perché il nostro video, ma parlo proprio del suo operato, insomma un capolavoro, quindi anche perché le visualizzazioni stanno andando alla grande. Quindi noi Stereo 8 siamo felicissimi di aver realizzato con dei professionisti del settore questo lavoro, e soprattutto vogliamo ringraziare Radio Libertà, perché non è scontato insomma avere tutta questa vicinanza e professionalità da parte della vostra emittente, quindi grazie mille. Ci mancherebbe, lo sai, quando c'è professionalità, quando ci si crede veramente in un progetto musicale e si riesce a fare anche passi avanti, quindi passare da piccole, misere produzioni a collaborazioni più importanti, e soprattutto, ribadisco e discoriba, quando si veicola qualche cosa. La porta è aperta, siamo qua anche noi con le pezze al culo, ma ci siamo anche noi. Grazie Antonello, Stereo 8, a prestissimo! Grazie a voi, ciao. Ciao, a risentirci. Sono le 11:45, un po' di WhatsApp, certo, e poi vediamo di collegarci con Paolo Borchia, capo delegazione della Lega al Parlamento Europeo. Io il coltello in tasca o borsetta lo porto da quando facevo la guardarobiera in una sala da ballo, quindi femmina fu questa. Svolgevo orari serali notturni, finivo alle 2-3 di notte, ritornavo a piedi perché non ero lontana dalla discoteca, non si sa mai in chi ci si può imbattere. Erano i primi anni 2000. Non mi è mai successo nulla, però è come dire una percezione di sicurezza, avere un amichetto del genere in saccoccia. Guarda che interessante questa cosa, cioè un amichetto del genere in saccoccia e effettivamente tengo il coltello. Visto che siamo una radio effettivamente molto, molto attiva, mi fate un whatsappino al volo al 340 6709 659, e questa era una femminuccia, una signora, sto sbagliando qualche cosa? Allora non si usa più lo spray al peperoncino, oddio, io sono uno ancora, io ce l'ho lo spray al peperoncino da qualche parte, adesso lo devo cercare, non l'ho mai usato, però ce l'ho da qualche parte nascosto in qualche borsa, e sono fuori moda. La nuova moda è il coltello. Il disagio giovanile, tipico dell'adolescenza, c'è da sempre, non è una prerogativa di oggi. A partire dagli anni '80 la sinistra ha voluto distruggere l'aspetto educativo della scuola, introducendo il voto del consiglio di classe, il concetto di lacune da recuperare, momenti di fancazzismo autorizzati in orario curricolare mascherati da assemblee, togliendo di fatto la responsabilità del giudizio al singolo insegnante e a cascata all'allievo. Si sono date false illusioni a studenti incapaci e mortificati i più volenterosi, inducendo nei giovani l'idea che con le furberie e le prepotenze ci si potesse spianare il futuro.
Ho visto colleghi minimizzare sull'uso delle sigarette durante l'intervallo, sulle regolari richieste di uscita durante le lezioni, sull'abbigliamento più adatto allo stadio o alla discoteca piuttosto che a una scuola. Sono una ex insegnante, ho fatto il mestiere più bello del mondo e confido che in un futuro il mondo della scuola possa tornare a essere luogo di cultura e di crescita. Marila, non posso che ringraziarti per questa bellissima meditazione. Sto ascoltando Morelli e rimango basita. Abbiamo avuto ospite il sottosegretario di Stato, il senatore Morelli. Se ve lo siete perso, lo trovate nel podcast. Se sapete quali sono i problemi, affrontateli subito. Per esempio, quel reddito di inclusione che date solo per aiutare a comprare alimenti e medicine e no sigarette e alcol. Sapete cosa fanno queste persone che hanno il reddito? Danno la loro tesserina ad amici per fare la spesa e poi si fanno dare l'equivalente, così possono spendere il reddito di inclusione come vogliono. Questo perché non si controlla chi porta la tesserina. Meditate, guarda, puoi richiamare Paolo Borchia, era senza suoneria, adesso è libero. Avanti con i WhatsApp, metal detector, basta comprarsi un coltello in ceramica e voilà, problema risolto. Oh, ma non dare queste idee, ma scusami, più che Mercosur bisogna chiamarlo Merdosur. Merdosur non c'eravamo ancora arrivati. Ancora i vostri WhatsApp al 340 6709 659. Siete fantastici anche oggi, ragazzi. Io mi onoro di lavorare in una radio come questa. Il lavoro in Italia costa troppo per avere i prezzi competitivi della Cina. La gente vuole risparmiare e non gliene frega niente se è italiano o cinese il prodotto. Purtroppo è così, ecco perché le imprese vanno all'estero dove trovano più vantaggi lavorativi, secondo me è così. E attenzione perché parlando di Mercosur la situazione sarà la medesima, adesso andranno tutti nei paesi del Mercosur a lavorare dove tutto costa di meno e i prodotti arrivano qua e costeranno €1, il pollo a €1. Ma cosa ci sarà dentro? Colleghiamoci con l'Europarlamento. Qui Europarlamento. E grazie per essere con noi al capo delegazione della Lega in Europarlamento, Paolo Borchia, ciao! Oh, ciao Sammy, ben ritrovato, buongiorno a tutti, buongiorno a chi ha la pazienza di seguirci, di ascoltare le magagne europee. E pensa che dalle 7:30 che io le sto raccontando hanno una bella resistenza i nostri radioascoltatori, ma sai, in questo caso siamo anche un po' curiosi di sapere cosa succederà. Io ho letto parecchi editoriali, Massimo Franco oggi sul Corriere e che l'Alter sulla Stampa, insomma naturalmente parlano male della Lega, parlano di una Lega di lotta e di governo, come piace a noi, come ci è sempre piaciuto. Come è giusto che sia. E adesso che succede in Europa? La Lega in Europa mantiene la sua linea di contrarietà all'accordo di libero scambio chiamato Mercosur. Domani ci sarà anche la mozione di sfiducia contro Ursula von der Leyen, se non erro, e oggi si dovrebbe decidere sul ricorso al Mercosur. Ma a questo punto io mi zittisco e ti chiedo che cosa sta succedendo. È vero che noi della Lega siamo tornati a essere brutti, cattivi e anche un po' sporchi, o lo siamo sempre stati? Paolo Borchia. Ma oddio, il tema credo che sia un po' più complesso, perché oggettivamente io parlo col massimo dell'onestà. L'accordo con il Mercosur a qualcuno piace, a qualcuno non piace. Parlo ovviamente dei settori trainanti della nostra economia. Io, tra l'altro, sono appena rientrato in ufficio perché ho avuto un intervento, devo dire anche, mi sembra abbastanza deciso in aula contro von der Leyen, contro il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, socialista portoghese, perché oggettivamente il tema dell'accordo Mercosur è che non si possono sempre massacrare gli agricoltori. Ci sono alcuni settori, come anticipavo, che possono trarre beneficio, però noi non possiamo legalizzare la concorrenza sleale. Questo deve essere il messaggio principale che passa. Stamattina von der Leyen in aula si bullava dicendo che gli agricoltori sono stati ascoltati, dicendo che sono state inserite delle clausole di salvaguardia, ma io ho alzato il ditino, ho acceso il microfono
Ho chiesto, ma scusatemi, se gli agricoltori sono stati così ascoltati, come mai hanno passato la notte sotto zero fuori dal Parlamento europeo? Come mai stanno perdendo giornate di lavoro, ore di lavoro? Come mai stanno manifestando se sono stati ascoltati? Allora, se il nostro agroalimentare, se i nostri agricoltori devono essere la vittima sacrificale di un sistema, la Lega non ci sta. Ieri siamo scesi in piazza, scesi fuori dal Parlamento assieme a loro, abbiamo portato la nostra solidarietà, ma al di là delle pacche sulle spalle, comunque va riconosciuto che la Lega ha sempre fatto una battaglia importante per garantire che gli accordi di libero scambio, che questi accordi commerciali siano degli accordi che non vadano a massacrare nessun settore. Poi nessuno di noi è ingenuo, quando c'è un qualsiasi tipo di accordo è impossibile accontentare tutti, anche perché al di là del lato europeo poi c'è anche un mercato importante come quello dell'America Latina che cerca nuovi sbocchi, però non può essere sempre agricoltura ad essere massacrata. Credo che sia la terza volta che lo ripeto in pochi minuti, ma voglio che questo sia un messaggio che passa in maniera chiara. Ieri c'è stata questa manifestazione, 4-5 mila trattori, migliaia di agricoltori assemblati al di fuori del Parlamento. Ci sono stati alcuni interventi da parte degli eurodeputati che sono saliti su un palco allestito nell'ambito di questa manifestazione. Dobbiamo dire che il gruppo dei patrioti è stato il gruppo che è stato più apprezzato e più applaudito da parte degli agricoltori stessi. Isabella Tovaglieri ha fatto un ottimo intervento, il collega del Rassemblement National Gilles Penel. Sono stati interventi molto centrati che partono da una base di ascolto e di preoccupazione e che soprattutto intendono tramutare il grido di dolore della nostra agricoltura in qualcosa di più concreto, in una mano che non vada soltanto ad essere una pacca sulle spalle. Intanto che parlavi, sto girando sul sito del Corriere, sul sito di Repubblica, cerco tracce di ciò che mi stai raccontando. Zero, assolutamente. Touché, come si dice da queste parti, touché. Nel senso, anzi, perdonami Sammy se faccio la bruttura di interromperti, però anche io stamattina leggendo i giornali mi sono stupito, ma fino a un certo punto, anche perché quando i capelli cominciano a diventare bianchi ci si stupisce sempre di meno cose, però oggettivamente quella che è stata la portata di una manifestazione importante, che attenzione non è una manifestazione locale, perché c'erano in piazza gli agricoltori francesi, quelli italiani, quelli polacchi, quelli romeni, c'era un po' tutta l'Europa che produce, però sui giornali non lo so, non avevano spazio, si sono dimenticati. Voi cosa dite? Cosa sia successo? Come mai questo tipo di manifestazioni di piazza non trovano mai spazio sui grandi giornaloni nazionali? Ecco, bisogna iniziare a consultare Libero, La Verità, per trovare qualche traccia di questa manifestazione. È vero, però è vero. Mi sembra che qualcuno stia pensando di mettere qualche bavaglio qua e là. La sensazione è quella, anche perché chissà perché, o mi ricorda, forse non c'entra niente, mi ricorda molto quando la Cina entrò nel WTO praticamente, cioè la Lega fece le barricate chiedendo delle clausole di salvaguardia, qualche cosa, insomma, eppure la Cina è vicina, e ci la presentavano come una cosa bellissima. Gli abbiamo dato tanti soldi alla Cina per decenni come paese che stava crescendo, e adesso vediamo la potenza che è diventata. Siamo noi che andiamo a comprare tutto dai cinesi, e i cinesi ci stanno pian piano comprando. Non lo so se succederà la stessa cosa, perché i paesi del WTO a me non sembra che abbiano un PIL della miseria, anzi non so se avranno i soldi di comprarci tutte le cose belle e costose che abbiamo, l'abbigliamento, la moda, eccetera. Io so per certo che se ci metteranno il pollo a €1 al supermercato, insomma, con i chiari di luna e Borchia e il pollo a €1, e magari lo compreremo anche, e chissà le schifezze che troveremo dentro. Sì, ma scusate, questo pollo, chiedo per un amico, dove è stato allevato? Che tipo di sostanze
gli sono state somministrate, cosa ha mangiato. Adesso oggettivamente produrre e produrre di qualità ha dei costi, purtroppo sono dei costi che sono sempre più in salita negli ultimi anni, per cui o vogliamo la qualità o vogliamo le porcherie, però ricordiamoci che ogni volta che mettiamo una porcheria in tavola, con tutto il rispetto ovviamente per chi fatica ad arrivare a fine mese, anche perché stipendi e pensioni, a dispetto comunque degli sforzi di questo governo che ci sono stati e come, però dobbiamo prendere atto di un'inflazione che galoppa, però al di là di questo il pollo a €1 è una cosa che non può esistere. Ogni volta che sulle nostre tavole arriva un pollo a €1, noi andiamo a creare un danno per i nostri allevatori, per gente che si spacca la schiena per mettere a disposizione dei prodotti di qualità, dei prodotti che siano salubri e dei prodotti che non vadano ad avvelenarci. Quindi mi raccomando, l'etichetta prima di tutto, mai come adesso e mai come accadrà nei prossimi mesi, occhio all'etichetta. Paolo Borchia, capodelegazione della Lega in Europarlamento, un grande piacere averti avuto con noi in diretta, stanno arrivando anche tanti messaggi che ti dicono non mollare e se ti va ci risentiamo... Neanche morti. Lo sappiamo, ci sentiamo domani mattina alle 9 all'interno della rassegna stampa, la trasmissione più ascoltata di Radio Libertà, così facciamo il punto se magari c'è qualche notizietta che ci rasserena ulteriormente. Grazie Paolo. Grazie a tutti, un abbraccio e qui a Strasburgo non si molla neanche di 1 millimetro. Ciao a tutti. Ciao Paolo Borchia, e ci piace, vedi, un po' di ottimismo, positività. Te ne stai per andare? Sì, c'è la chiusura dell'Europarlamento. Qui Europarlamento. E qui la voce di Sammy Varin, che sto per andarmene, ma vado di là a prendere un caffè. Dove credete che vada? Oggi è mercoledì, c'è tutto un magna, quindi Radio Sammy Varin torna con voi, ma soprattutto all'interno del magna ci collegheremo con il neo segretario della Lega di una piccola sezione dell'Interland di Milano. Sto parlando di Marco Grimoldi, che è anche responsabile dei gadget di Radio Libertà, ma soprattutto da quest'oggi conduce una trasmissione. Non lo sapevate? È una novità, ve la dico. Lega e dintorni con Marco e Stefania alle ore 16. Ma ne parliamo tra pochissimo. Restate lì. Avete